casa di riposo Bambozzola di Fara di Soligo, 8 anziani e 2 operatori positivi al Covid, incubo contagi, eseguiti centinaia di tamponi tra ieri e oggi. Un anziano è ricoverato, gli altri positivi al Covid sono isolati in un'area della struttura, il presidente della casa di riposo è sigillata. Tragico schianto all'Alba, Ramon Di Loria, moto esce di strada, 38enne, muore sul colpo, ferita l'amica 21enne che era in sella con lui. Movida nel mirino, a Jesolo 17 giovani multati per eccessi ed assembramenti, 3 sono minorenni di Treviso, controlli anche nel capoluogo della Marca. Autostrade, Aspi manda la nuova proposta al governo per evitare la revoca. Gianni Mion, presidente della holding dei Benetton, proposta seria ma non sono ottimista. Turismo, crisi nera nella Marca per alberghi e strutture ricettive che registrano un calo del 75% delle presenze. Confcommercio, rischio chiusura per diversi hotel. I lavori di manutenzione di una villa a Ponte di Piave portano alla luce i resti di un soldato morto nella Grande Guerra. Dal filtro di una maschera antigas un primo indizio per l'identificazione. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'emergenza Covid. Vediamo subito quelli che sono i dati relativi all'andamento del contagio in Veneto nel consueto report dell'azienda Zero diffuso poco fa. Ci sono altri 2 positivi che vanno ad aggiungersi all'8 di questa mattina. 411 in Veneto le persone attualmente positive. 1293 in isolamento domiciliare, non si registrano nuove vittime. I nuovi casi sono una donna del Kosovo di 19 anni, una del Camerun di 54, un bimbo di 3 anni del Camerun. Questi ultimi appartengono allo stesso cluster domestico di Padova. Ma quello che preoccupa maggiormente nella Marca in queste ore è un nuovo focolaio nella casa di riposo Bambozzola di Fara di Soligo, dove 8 anziani e 2 operatori sono risultati positivi al Covid, eseguiti centinaia di tamponi tra ieri e oggi. Sentiamo. Covid-19 torna l'incubo nelle case di riposo. 8 ospiti e 2 operatori positivi al Bambozzola di Fara di Soligo, ma il bilancio è provvisorio perché dopo i 203 tamponi effettuati ieri sugli anziani ed il personale si attende l'esito degli altri 78 test eseguiti oggi ai familiari e ai fornitori della struttura. Tutto è partito dalla positività di un anziano che peraltro, come da protocolli sanitari, prima di essere accolto nella casa di riposo era risultato negativo a 2 tamponi, a riprova di quanto subdolo possa essere il virus e la sua circolazione sotto traccia. Quando è entrato è stato messo in camera con un'altra persona, giustamente perché era negativo, poi si è positivizzato a un altro tampone e naturalmente questo ha a sua volta ovviamente contagiato anche il compagno di camera che è risultato positivo insieme sostanzialmente ad altri ospiti e a 2 operatori. Un 96enne ricoverato in malattie infettive a Treviso, gli altri positivi sono in isolamento in un'area separata della struttura. La task force anti-Covid dell'ULSS 2 sta lavorando incessantemente per isolare e bloccare il focolaio. L'operazione a maglie strette che abbiamo fatto e che vuole la Regione, giustamente la Regione con la dottoressa Russo, è quella di testare subito, immediatamente ed isolare. Quello che stiamo facendo, però questo significa che il virus, come giustamente ha detto lei, sta girando e questo comporta il fatto che dobbiamo tutti rispettare le regole per evitare ulteriori focolai. Da chi sia partito il contagio che ha infettato il primo anziano e che a sua volta ha portato il virus nella casa di riposo ancora non si sa. Stiamo lavorando su questo. Solo che vogliamo essere certi, deve essere sequenziato anche il virus, devono essere fatti ulteriori tamponi, vanno tracciati tutti i collegamenti, per cui ancora è prematuro. Credo che la prossima settimana dovremo avere un quadro più certo e sapere anche evidentemente da chi è partita l'infezione.
Ed è proprio di pochi minuti fa la notizia che il secondo round di tamponi effettuati oggi alla casa di riposo Bombozzola ha dato esito negativo, quindi gli altri 86 tamponi eseguiti oggi tra familiari degli ospiti, fornitori ed alcuni operatori che non erano stati testati ieri sono risultati tutti negativi. E con il prossimo servizio restiamo a Farra, sentiamo il presidente della casa di riposo che commenta: è un virus davvero subdolo, abbiamo sigillato tutto, ma sentiamo. Un virus veramente subdolo. Purtroppo sì, si è manifestato da noi l'altro ieri in una situazione che eravamo convinti ormai andasse scemando, e noi e tutti gli operatori stavamo un po' tranquilli, pur tenendo sempre la guardia alta. Un virus subdolo, per un focolaio scoperto solo per l'ulteriore puntiglio di fare 2 tamponi dopo l'arrivo di un nuovo ospite al quale avevano già fatto precedentemente altri 2 tamponi, tutti risultati negativi. Quindi al quinto controllo la persona è risultata positiva, peraltro senza sintomi. Pertanto è stata una sorpresa che ancora una volta dimostra che la pericolosità del virus non è da sottovalutare neanche a 5 mesi dalla sua comparsa, diciamo, a largo raggio. La persona ora si trova nel reparto coronavirus allestito all'interno della casa di riposo di Soligo. Abbiamo applicato tutti i protocolli inerenti a una situazione del genere. I pazienti positivi, i 6 pazienti positivi, sono stati isolati in un'area dell'istituto dedicata. Noi non ne avevamo avuto bisogno prima, ma questa si chiama nuova area Covid, dentro la quale saranno, diciamo, assistiti da personale del Bombozzola dedicato, nel senso che anche il personale che si occupa di questi ospiti non potrà aver contatto né con i colleghi né naturalmente con gli altri ospiti dell'istituto. Isolamento totale dunque per quasi tutti i contagiati, perché il compagno di stanza del paziente zero invece ora si trova nel reparto infettivi dell'ospedale di Conegliano. Era stato trasferito inizialmente per altri problemi di salute da Soligo, con tampone negativo, diventato positivo al controllo di accesso al nosocomio della città del Cima. Con questi dati e soprattutto con l'estrema incertezza su possibili nuovi contagi, la direzione della casa di riposo ha deciso di tornare a limitare il contatto tra ospiti e familiari. Ai cittadini e anche ai parenti diciamo che si tranquillizzino, che la situazione è sotto controllo e che purtroppo dobbiamo limitare, anzi evitare gli ingressi e anche le visite dei familiari. Quindi si ripeterà con le videochiamate? Ecco, le videochiamate saranno l'opportunità che rimane per poter avere un minimo di comunicazione tra i familiari e gli ospiti. Lei sa quanto durerà ancora, diciamo, questa chiusura? Magari lo sapessi. Restano in isolamento nonostante il tampone negativo anche le 3 persone, una donna e 2 bambini che viaggiavano sul pullman arrivato dal Kosovo, sul quale erano a bordo anche le 2 badanti risultate positive al virus. Nonostante l'appello dell'ULSS a fare il tampone rivolto alle numerose badanti che sono rientrate dai paesi dell'est, in pochissime si sono presentate. Il tampone, lo ricordiamo, è gratuito, non ci saranno segnalazioni anche nel caso di badanti non ancora assunte regolarmente. Proprio per facilitare le operazioni è stato messo a disposizione un indirizzo mail dedicato e un numero di telefono. Chi rientra da viaggi di lavoro all'estero, per prenotare il tampone può scrivere una mail all'indirizzo che vedete in sovraimpressione oppure telefonare al numero 0422 32 3888, ripeto 0422 32 3888. Questo è il numero appunto che l'ULSS 2 della Marca Trevigiana ha messo a disposizione per questo tipo di servizio all'utenza. Proseguiamo ora con la cronaca. Purtroppo dobbiamo registrare quest'oggi una tragedia della strada, un incidente mortale che si è verificato questa mattina all'alba a Ramon di Loria. A perdere la vita un motociclista di 38 anni. Veniva da sud verso nord, è andato diritto, ha preso il cartello, ha sbattuto con la moto sopra il cartello che protegge la rotatoria, lì che c'è indicazione della rotatoria e basta. È morto così Davide Tesfazzon, 28 anni, di Castelfranco. Tutto accaduto poco dopo le 5:30 di questa mattina. Davide in sella alla sua moto ha dietro la giovane fidanzata di 21 anni. Probabilmente la sta riportando a casa mussolente.
Forse per fare prima lasciano la Bassanese e tagliano per via 24 maggio, una delle tante che delimitano i campi di mais. Arrivano alla rotatoria con via Caleoncino, siamo nel comune di Loria tra Castione e Ramon. Qui forse per una disattenzione o magari per stanchezza quasi sicuramente si accorge in ritardo della rotonda, forse una mossa repentina sul manubrio, forse il tentativo di prendere la curva anche in velocità. Fatto sta che perdono l'equilibrio e iniziano a scivolare sull'asfalto per una decina di metri, fin quando il veicolo si ferma sul cordolo della rotatoria e con esso la ragazza. Davide invece molto probabilmente per effetto della velocità salta la moto e impatta con il casco sull'angolo di questo cartello. Un contatto fatale che gli spezza il collo. Sul posto arrivano i primi soccorsi. La ragazza cosciente avvisa la mamma di Davide che abita a Godego. Poi viene ricoverata all'ospedale di Castelfranco con una frattura alla gamba e diverse escoriazioni, ma non in pericolo di vita. Per Davide Tesfazzoni invece nulla da fare. Il suo cuore cessa subito di battere. Un'intersecazione maledetta questa di Ramon di Loria, ricordano i residenti. Prima era un incrocio e incidenti ce n'erano parecchi. Poi c'è stato un morto. Ha fatto la rotatoria. E poi ho fatto la rotatoria. E da quella volta lì, sì, qualche piccolo incidente però. E sentiamo ora la testimonianza diretta della donna che ha prestato i primi soccorsi ai due motociclisti. Stamattina io stavo andando al lavoro e mi sono fermata qua perché erano due macchine fermate qua e poi ho visto un signore che era a piedi che mi ha fatto con la mano di fermarmi, mi sono fermata, sono scesa giù, una ragazza per terra e lui che era proprio disteso sulla pancia con il collo agganciato sul segno, quello lì delle frecce. E mi fa che ho dimenticato il telefono a casa, il signore se possiamo chiamare il 118. Ho chiamato il 118 e sono rimasta qua con la ragazza, con il ragazzo che era qua, un altro ragazzo che mi ha detto dai fermati, calmati un attimo, che lei urlava Davide, 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 ma il signore ha detto che non c'era più nulla perché l'abbiamo toccato, era proprio tutta la giornata che ho lavorato con il pensiero per lui, quindi mi sono fermata per accendere una candela. E purtroppo nella giornata di oggi si sono verificati in provincia di Treviso anche diversi altri incidenti stradali. Ad Asolo, in via Bassanese, un motociclista in sorpasso ha urtato una vettura che stava svoltando. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Cafoncello. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Un altro motociclista è rimasto seriamente ferito ad Altivole in via Rosina. In questo caso la moto è uscita di strada e ha centrato una vettura in sosta a provocare la fuoriuscita probabilmente un sasso lungo la strada, lungo l'asfalto. E poi c'è stato un altro incidente, questa volta tra due vetture a Nervesa della Battaglia in vicolo Priula. Due le auto coinvolte in uno schianto frontale, una delle due si è capovolta, 6 persone sono finite all'ospedale, fortunatamente le loro lesioni non destano particolare preoccupazione. Ed ora andiamo a Jesolo per parlare di Movida del weekend nel mirino delle forze dell'ordine, a Jesolo appunto in particolare, lo sappiamo insomma già da settimane, particolarmente sorvegliata speciale l'area di Piazza Mazzini, ritrovo abituale di tanti giovani e giovanissimi. 17 ragazzi sono stati multati per eccessi ed assembramenti e tra questi vi sono anche 3 minorenni della provincia di Treviso. Intanto anche in città a Treviso la polizia locale ha operato in questo fine settimana contro la Movida e distanziamento sociale. Sono due esigenze che alle volte si scontrano anche con quei comportamenti che purtroppo abbiamo visto in varie serate estive, specie nel fine settimana, ma vediamo come si comportano i trevigiani.
Weekend di controlli sia in uniforme che in borghese. La polizia locale setaccia soprattutto il centro storico nonostante nessuna zona sia immune. Obiettivo stanare quelli della movida sregolata. Diciamo che non c'è una zona calda in particolare perché questi gruppi di avventori si spostano da un locale all'altro. È logico che il centro di Treviso, proprio anche per la bellezza del centro, è monitorato di più rispetto al resto del territorio che comunque viene ripeto, monitorato. Un piano anti-assembramenti, soprattutto nelle piazze, vitali e ricettive, per cui sindaci e prefetture si sono battuti e l'hanno giurata a chi commette infrazioni. Parola d'ordine e collaborazione che sembra piacere al popolo della Marca. Bar ed esercenti sguinzagliano fuori dai locali gli angeli anti-Covid e le multe suonano in agguato, ma la gente della notte abbraccia la volontà di divertirsi in sicurezza. Diciamo che l'ordinanza sulla somministrazione, ricordiamo che dalle 21 alle 3 di notte si può somministrare solo all'interno del plateatico, ha dato veramente ottimi risultati. È stata elevata alla fine solo una sanzione a un locale e quindi la movida fatta in modo responsabile diciamo che a Treviso esiste. Autostrade per l'Italia e Atlanti hanno presentato al governo una nuova proposta per evitare la revoca della concessione. Autostrade apre all'ingresso di nuovi investitori nella compagine societaria ed accoglie la richiesta del governo di tagliare ulteriormente i pedaggi della rete. Una proposta seria per chiudere la partita legata al futuro della concessione di Aspi, ma non sono ottimista, ha detto Gianni Mion, presidente di Edizione, la holding della famiglia Benetton, primo azionista di Atlantia. I due gruppi, conclude il manager, hanno fatto un grande sforzo anche professionale, ora non resta che aspettare. Intanto lo ricordiamo, è scontro in maggioranza, il Consiglio dei Ministri è previsto per martedì. Imprese del turismo in forte crisi, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia: i nostri operatori ce la stanno mettendo tutta, ma l'estate del 2020 sarà l'annus horribilis per il turismo. Sentiamo. Spiagge e monti affollati di pendolari solo nel fine settimana, pochissimi stranieri, città d'arte e terme che scontano pesantemente il crollo delle presenze turistiche. Il Covid sta provocando danni enormi ad uno dei settori trainanti dell'economia del Veneto. Abbiamo perso circa 60.000 posti di lavoro, dei quali almeno 35.000 nel comparto turistico. Il turismo è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, siamo la prima realtà turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche. La Regione Veneto sta sostenendo il settore in grave crisi, ma sicuramente il 2020 sarà un anno drammatico per le imprese turistiche della Regione e per tutto l'indotto. I nostri operatori sono eccezionali, si stanno dando da fare, noi abbiamo cercato di intervenire con delle risorse fresche, con dei finanziamenti, ma non bastano, ci vogliono risorse più importanti che vengano dal governo centrale, e poi siamo partiti anche una campagna che è sotto gli occhi di tutti, insomma la campagna con il Veneto del Land of Venice a livello nazionale e internazionale. Abbiamo soldato gli ambassadors o gli influencer, mi prendevano in giro 4 mesi fa quando lo dicevo, vedo che tutte le regioni fanno così però, e fra l'altro da noi siamo riusciti a ingaggiare questi comunicatori gratuitamente, vendendo loro delle esperienze uniche che poi vivono in Veneto. Si iniziano già a vedere i loro report nel mondo digitale. Direi che è una sfida, certo che sarà l'anno horribilis per il turismo. Noi adesso speriamo di recuperare durante questi mesi di luglio e di agosto, però ormai mezza stagione se n'è andata. E crisi nera nella Marca soprattutto per gli alberghi e le strutture ricettive, che registrano un calo del 75% delle presenze, Confcommercio, rischio chiusura per diverse strutture. Il servizio. Un calo del giro d'affari che va dal 30 al 50% per il settore della ristorazione, dal 10 al 30% per i pubblici esercizi, per piombare almeno 75% degli alberghi e delle strutture ricettive. Numeri impietosi che fotografano la gravità della crisi provocata dall'epidemia su questi settori dell'economia trevigiana. In ginocchio soprattutto il ramo alberghiero, con il crollo delle presenze. Passiamo dal 2019 oltre 2 milioni di presenze turistiche l'anno al 2020, dove probabilmente chiuderemo l'anno con dei numeri superiori, leggermente superiori ai 500.000. Rispetto dunque all'anno scorso, la Marca si prevede vedrà solo il 25% dei turisti. Per ospitare queste 2 milioni di presenze l'anno in provincia di Treviso, noi avevamo la disponibilità di 6 milioni di posti letto l'anno.
Ecco perché già da anni noi denunciavamo un eccesso di offerta sul mercato, per cui se già avevamo un tasso di occupazione letti che era di poco superiore al 30%, capite che oggi a fronte di questi numeri che calano in questa maniera le previsioni sono drammatiche. Già 2 gli alberghi trevigiani che negli ultimi giorni hanno annunciato la chiusura dell'attività. Noi credo che assisteremo di qui a fine d'anno e comunque a marzo 2021 ad una serie di chiusure. Questo perché manca la materia prima, sono i numeri che mancano, sono i turisti e le presenze turistiche. Ecco perché, e non era una difesa di categoria, avevamo denunciato come fossero inconsistenti gli interventi a sostegno delle imprese, in particolare del settore turistico, da parte del governo. Ancora cronaca, prostituta aggredita da un cliente con il quale si era appartata, è accaduto la scorsa notte lungo il Terraglio. La donna, 40 anni, rumena, aveva concordato prezzo e prestazione, si era appartata con il cliente nell'auto. All'improvviso l'uomo l'ha aggredita e picchiata per rubarle la borsetta. La donna è riuscita a scappare e a dare l'allarme. Sull'episodio indagano i carabinieri ed un 44enne di Castelfranco è stato arrestato dai carabinieri che da tempo indagavano su una fiorente attività di spaccio di eroina e cocaina. L'uomo è stato bloccato mentre stava cedendo alcune dosi di stupefacenti ad un 48enne padovano. Il pusher, non avendo l'auto né la patente di guida, si faceva accompagnare a spacciare da un 51enne dell'Alta Padovana che gli faceva da autista. Quest'ultimo è stato denunciato per favoreggiamento. Ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alla regia, tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri TG. È passata una settimana dalla presentazione del dossier buchi neri a Treviso raccolto da Coalizione Civica, un atto d'accusa al sindaco Mario Conte che oggi ribatte così a Luigi Calesso. Sentiamo. Se non si ha un disegno della città in cui ciò che verrà realizzato in quel buco nero risponde a delle esigenze, rischiamo di avere gli appartamenti invenduti. L'amministrazione deve porsi di nuovo il problema di governare il territorio. L'atto d'accusa sui buchi neri a Treviso era stato depositato sabato scorso. Numeri, luoghi e soprattutto scatole vuote che la Coalizione Civica ha puntualmente contato, catalogato e soprattutto messo in carico all'attuale primo cittadino di Treviso, che però non pare gradire molto la cosa. Devo capire francamente se questa lista è un mea culpa, nel senso che lui da volontario politico e attuale leader dell'opposizione sta esaminando quanto non è stato fatto nei 5 anni precedenti, perché se pensa che in 1 anno e mezzo di mandato, al netto del Covid, un'amministrazione possa risolvere dei problemi che sono storici per la città, credo che abbia un po' le idee confuse. Però apprezzo il fatto che abbia fatto appunto questa analisi impietosa della città che abbiamo ereditato, con la consapevolezza che questa amministrazione sta facendo davvero molto per andare a risolvere molti problemi che da anni vengono trascinati nel tempo. Sindaco che ribatte indicando siti che presto verranno recuperati per attività e non per residenza. Noi adesso partiremo con la riqualificazione dell'area ex Quor, partiremo con la riqualificazione della caserma Salsa, insomma tanti sono i buchi neri che in questo mandato sono stati risolti da un punto di vista progettuale, che vedranno partire molto presto i lavori. Sindaco che non si lascia sfuggire l'occasione per una stilettata politica a Calesso e in genere a tutta l'opposizione in Consiglio Comunale. Ringrazio il leader dell'opposizione Calesso perché comunque ha avuto l'onestà intellettuale di dire che abbiamo ereditato una città piena di buchi neri. Lutto a Treviso, è morto Renzo Garbellotto, titolare per tanti anni del noto centro ortopedico con la storica sede affacciata sul Cal Maggiore all'angolo con la galleria della strada romana. Aveva 90 anni e per tutta la vita si è impegnato attivamente per la città di Treviso, dalla pedonalizzazione richiesta ancora negli anni 80 alla riqualificazione della galleria per valorizzare la fontana delle Tette. Uomo di cultura, precisione ed eleganza, ha scritto un'importante pagina del commercio in centro a Treviso. Il funerale verrà celebrato martedì alle 11:15 in Duomo.
Parliamo ora di banche perché il contagio ha allungato anche l'iter dei rimborsi per gli azionisti di Veneto Banca, una delle storie infinite di risparmio tradito. Correntisti ormai delusi a tal punto da sperare che il voto di settembre nel più tipico stile italico porti qualche mancia elettorale anche a loro. Sentiamo. Vicino alle elezioni si danno sempre i soldi un po' a tutti, no? E in questi mesi l'abbiamo anche visto. Io naturalmente spero esclusivamente che questa vicenda si chiuda e venga dato il giusto a chi è stato truffato. Si affidano anche le prebende elettorali i risparmiatori traditi di Veneto Banca. O almeno è questo l'auspicio di molti, raccolto dal sindaco di Cornuda che in paese ha aperto da tempo uno sportello di assistenza. Nell'ufficio risparmiatori di Cornuda sono arrivate 1500 persone che hanno trovato naturalmente soluzione a quella che era la possibilità di appunto inserire la pratica. È evidente che il morale non era sempre dei più alti perché comunque ricordiamoci che insomma, i risparmiatori in gli ultimi 5 anni hanno avuto notizie discordanti, poi vedono che lo Stato forse non ha i soldi per tutto e qualche dubbio nasce anche su quelli che devono arrivare a loro. Molti addirittura sperano che l'Italia accetti il MES, ovvero il prestito dall'Europa, convinti che poi, tra le pieghe dei soldi destinati alla sanità, nel più tipico stile italico, qualcosa arrivi anche al fondo promesso per i truffati. La scusa starebbe tutta nei ritardi causa contagio, con relativi disagi per chi aspetta da tempo il rimborso delle azioni. Secondo lei arriverà qualcosa nei prossimi mesi? Io lo auspico, ecco, sono stati promessi in più occasioni, soprattutto del Movimento 5 Stelle e il governo Conte ha garantito che questi soldi ci sono, adesso vogliamo vederli al lato pratico. Ed ora andiamo a Ponte di Piave, dove nei giorni scorsi è stato ritrovato il corpo di un soldato caduto durante la Grande Guerra. È lo spunto per la nostra rubrica della domenica dedicata ai segni della nostra storia, che in questo caso sono uno stivaletto, una pala ed un filtro di una maschera antigas. È quello che rimane di un filtro per maschera antigas in dotazione durante la Grande Guerra. Ma è soprattutto un segno della nostra storia, oltre che un indizio per capire, se mai sarà possibile, a chi appartenevano i poveri resti rinvenuti nella Villa Tommaseo di Ponte di Piave. Un luogo che riporta ad una pagina tragica del secolo breve. Siamo nella primavera dopo Caporetto, nel 1918, e qui è il fronte austriaco. Sinistra Piave, come l'hanno fotografata i soldati di Francesco Giuseppe. Immagini di devastazione e morte ovunque, anche nel giardino di una villa settecentesca che servì come campo di concentramento dei prigionieri italiani prima del loro trasferimento all'interno dell'impero. Qui gli invasori crearono un piccolo cimitero per i propri caduti, poi riesumati e portati nei paesi d'appartenenza. Ma quel soldato, tumulato nell'altro angolo della villa, rimase nell'oblio fino a qualche giorno fa, quando un colpo di escavatore portò alla luce le sue povere ossa. Con esse anche uno stivaletto e una pala, l'unica certamente italiana. Ma quello che forse era sfuggito è questo filtro, scambiato forse per un pezzo di tubo arrugginito, che invece potrebbe raccontare molto, e tra l'altro anche se questo milite ignoto fosse italiano o austriaco. Il filtro ricorda molto quello in dotazione all'esercito dell'Aquila a due teste, anche se il luogo dove tutto è stato ritrovato è più attinente ad una sepoltura quasi nascosta di prigionieri che di soldati austriaci, che invece avevano croci e ghirlande alla memoria. Poi c'è l'elmetto italiano ritrovato poco distante, qualche giorno prima delle escavazioni. Insomma, quasi un giallo della storia, che però ci riporta alla Grande Guerra, dove che tu fossi sul fronte destro o su quello sinistro del Piave, davanti alla morte i soldati sono diventati tutti uguali. Ed ora spazio alla nostra rubrica Bimbi in TV, vediamo i video che ci avete mandato di Kevin di Postioma e di Mattia, 6 anni, di Mareno di Piave. Ciao, io sono Mattia, questa è la casa della guardiana del ninja, questo è il mio letto, queste sono le due terrazze, si va giù per le scale, c'è la stanza segreta, la stanza sua, il lavandino c'è qua, dopo l'acqua va così, 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 così. Dopo va. Ciao!
E continuate naturalmente a mandarci video dei vostri bimbi, come sempre vedete nella tabella, ora dovreste vederla in sovraimpressione, quelli che sono i recapiti, 351 1755 340 il numero al quale mandare il WhatsApp, il video via WhatsApp. È tutto dunque per questa edizione trevigiana dei nostri notiziari, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Inizio di settimana con l'alta pressione delle Azzorre, bel tempo dunque e clima un po' più fresco. Il dettaglio di lunedì 13 luglio. Sul Veneto al mattino cielo localmente nuvoloso e coperto ma senza piogge. Al pomeriggio sarà decisamente più soleggiato con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature gradevoli, minime tra i 13 e i 18 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di mercurio si fermerà intorno ai 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche addensamento sui rilievi ma sarà del tutto innocuo, tanto sole invece sui restanti settori della regione. Temperature minime fino a 18 gradi, massime tra i 24 e i 25 gradi. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, non cambia di molto la situazione con locali annuvolamenti ma senza piogge alternati ad ampi spazi di sereno. Temperature minime sui 14-15 gradi, massime fino a 27 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.